L'iniziativa è nata sinceramente studiata con le associazioni di categoria e tutte le amministrazioni comunali. L'obiettivo è quello di portare della liquidità nelle casse delle aziende artigiane e commerciali del nostro territorio ad un tasso prestabilito dello 0,70%, con 24 mesi di preammortamento, cioè i primi 2 anni non pagheranno nessuna rata di rientro e 4 anni poi successivi per il pagamento del debito. Quindi un totale di durata dell'operazione di 72 mesi e con tempi di istruttoria ridotti e costi azzerati. I comuni verseranno delle cifre all'interno dei vari fondi di garanzia delle associazioni di categoria che creeranno un effetto leva, per cui per ogni 1.000 euro che il comune versa si creeranno 14.000 euro di credito alle aziende. Nel caso specifico all'incirca stiamo parlando di 1.700.000 euro circa di credito che arriverà alle imprese del territorio. Ecco, gli attori sono quelli istituzionali, ci sono i comuni che a mano ecco, il loro numero è cresciuto, non appena è stata lanciata l'idea c'è stata un'adesione convinta e ci sono le associazioni di categoria che noi abbiamo ascoltato fin da subito, noi come Cavaso ma come ogni comune ha fatto. Sentivamo queste grida di aiuto nei momenti più bui della crisi e allora il ragionamento è stato quello come fare, come intervenire. Giustamente ci sono degli interventi limitati per ogni singolo comune, però quando si è trattato di intervenire per il tessuto economico non si può non ragionare in termini di area. Questo è il risultato di un lavoro che portiamo avanti ormai da anni come intesa programmatica d'area dell'Asolano e della Pedemontana, che ha sempre visto nella programmazione e nello sviluppo del territorio la condivisione con le associazioni di categoria che sono anch'esse socie dell'IPA. Per cui in questi mesi abbiamo condiviso con loro quale poteva essere una delle risposte da dare, che chiaramente non vuole essere quella esaustiva o quella che va a risolvere i problemi delle nostre attività, però sicuramente è uno strumento importante che può in questo momento dare delle risposte immediate alle nostre aziende. Sovracomunale perché le aziende chiaramente hanno i lavoratori che sono dei vari comuni e perché soprattutto certe politiche che noi negli anni abbiamo sviluppato, soprattutto nell'ambito turistico, sono politiche che sono state fatte a livello sovracomunale e questa vuole essere un'azione sovracomunale. Sì, innanzitutto sì, è vero, Cornuda è il primo comune che ha così confezionato la delibera e ha messo a disposizione le risorse per questa iniziativa. È una casualità, gli altri comuni comunque seguiranno e come ho detto durante la conferenza stampa non è l'unica iniziativa a sostegno delle attività produttive. Certo, noi capiamo che il momento è oltremodo delicato e quindi stiamo mettendo soldi veri e non promesse. Facevo prima un riferimento a quella che era stata la crisi del 2008, perché dopo il 2008 noi sul territorio comunque avevamo 2 banche importanti e soprattutto in questa zona c'era Veneto Banca che comunque riusciva a calmierare il credito. Sparite queste banche sappiamo che c'è stata un po' di crisi creditizia. Ecco, intervenire adesso anche con i nostri fondi, anche dei comuni, in alleanza con i Cofidi e con le banche di credito cooperativo, significa comunque interpretare meglio questa attuale situazione e scongiurare un pericolo appunto di stretta creditizia per le imprese del territorio. Siamo già partiti nello scorso anno per intavolare diciamo, le prime fasi di questo tavolo, che ha portato poi, con la collaborazione del Comune di Cavaso e la partecipazione di tutte le altre 12 amministrazioni comunali, ad ottenere un risultato importante. È un evento storico, 13 comuni insieme per il sostegno del proprio territorio, è qualcosa di importante, qualcosa di nuovo, che dà una risposta e una tranquillità, se possiamo chiamarla così, anche alle imprese del territorio. È un'opportunità per accedere a dei finanziamenti più che agevolati e che dà una risposta concreta alla mancanza di liquidità di quest'ultimo periodo.